Buonasera, leader del Movimento 5 Stelle, tante cose di cui discutere, però quell'immagine in qualche modo è un po' un simbolo anche delle relazioni e della considerazione che l'Italia ha all'estero. Allora vediamo che cosa ha detto Tajani parlando di se stesso con un'autoironia sul filo e poi discutiamo di che cosa è successo a Piantedosi oggi. Grazie, mi scuso per il ritardo, ma purtroppo è stata una giornata, sono il ministro degli esteri più sfigato della storia, quindi c'è sempre qualche cosa che succede, 2 guerre più quella commerciale, quindi mi scuso veramente, sarei voluto venire prima, anche perché poi è una giornata importante per il Mediterraneo, quella di oggi. Quindi. Allora, questa battuta di Tajani, a proposito di quello che succede a volte, si lega bene all'episodio clamoroso di oggi, cioè il ministro Piantedosi viene fermato perché nella sua delegazione c'è una persona che a Bengasi, in una parte della Libia, viene considerata persona non grata. È un incidente che può capitare, lei è stato al governo, conosce tutte le difficoltà della materia o è rivelatore di qualcosa? Sono rimasto francamente sorpreso di apprendere un infortunio molto grave. E ha ragione Tajani a dire che è il ministro più sfigato, perché sembra che questo governo la sfiga in politica estera internazionale se la tira. Noi pensate un po' che paradosso. Abbiamo violato il diritto internazionale, lo statuto della Corte Penale Internazionale firmato a Roma per imbarcare al-Masri, uno stupratore di bambini, su un aereo di Stato e riportarlo in Libia, è un nostro ministro della Repubblica, lo dico senza nessuna gioia, anzi veramente sono costernato, un nostro ministro della Repubblica viene respinto dalla Libia come persona di fatto illegale, clandestina e viene rispedito in Italia. È un fatto gravissimo, qualcuno dovrà risponderne. Il ministro Piantedosi ha detto che insomma, chiariranno a breve, è stata una procedura, diciamo, non è stato rispettato il protocollo da parte della delegazione, ma insomma al di là di questo, a proposito di diplomazia, sono ore in cui diciamo, i colloqui a Washington tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu stanno facendo molto discutere anche per alcune delle cose che in realtà trapelano da Israele durante quei colloqui. Allora vediamo un estratto dalla conferenza stampa di questa notte a Washington con Trump e Netanyahu e poi cerchiamo di capire che programmi hanno per il Medio Oriente e per Gaza in particolare. Penso che il presidente Trump abbia avuto una visione brillante. Si chiama libera scelta. Se le persone vogliono restare, possono restare. Ma se vogliono andarsene, dovrebbero poterlo fare. Non dovrebbe essere una prigione. Dovrebbe essere un luogo aperto, così da dare alle persone la libera scelta. Stiamo lavorando a stretto contatto con gli Stati Uniti per trovare paesi che si impegnino a realizzare ciò che dicono di volere da sempre, dare ai palestinesi un futuro migliore. Allora, in questo futuro migliore per i palestinesi ci sarebbe anche la costruzione sulle macerie di Rafah, nel sud della striscia al confine con l'Egitto, di una città umanitaria così definita in cui raccogliere, concentrare per cominciare 600.000 palestinesi che da lì poi non potrebbero uscire. Ci spiega, se l'ha capito, che programmi ci sono sulla striscia di Gaza, qual è, perché si parlava finora di una tregua, di un cessate il fuoco, di scambio di ostaggi, però insomma si è finito a parlare di una delocalizzazione dei palestinesi. Guardi, quello che sta accadendo è gravissimo. Sono gravissime le parole di Netanyahu, che ha pronunciato a Washington, è gravissimo il proposito che è stato esplicitato dal ministro della difesa Katz, perché libertà di scelta, qual è la libertà di scelta? Di morire di fame, di morire sotto un bombardamento continuo nella striscia di Gaza ad opera dell'esercito israeliano, e questa è la libertà di scelta in questo momento offerto alla popolazione palestinese. E quando loro parlano di una città umanitaria, parlano di una deportazione in una città, in uno spazio, una prigione a cielo aperto, ovviamente cercando di far evacuare tutti gli altri e di mandarli via. Sono crimini contro l'umanità, quindi c'è un genocidio in atto, e un genocidio che viene attuato anche attraverso il tentativo di deportare l'intera popolazione e liberare Gaza
per occuparla definitivamente. E sta succedendo la stessa cosa in Cisgiordania, dove non solo c'è copertura dei coloni che ovviamente abusivamente continuano con grande violenza a cancellare la presenza delle abitazioni palestinesi, vengono distrutte, vengono rimosse, ma c'è la piena determinazione a espandersi anche in Cisgiordania. Lei quando era al governo ha mai pensato a riconoscere lo Stato di Palestina? Guardi, noi è stato un dossier in cui abbiamo lavorato per due popoli, due stati, nella fase in cui c'era, poi è arrivato il Covid, io non ho potuto, confesso che avevo programmato col mio staff un passaggio in Medio Oriente proprio per cercare di dare un contributo. Purtroppo è stato un dossier, confesso che non abbiamo potuto prendere in mano, e tra, diciamo, le cose che mi rimangono un poco è la possibilità di andare in visita e di cercare di accelerare in qualche modo un processo. Non ritengo assolutamente, presuntuosamente, che avrei potuto contribuire, ma dare un segnale forte per l'Italia della volontà che ci fosse una rappacificazione in un quadrante tormentato al riconoscimento della popolazione palestinese. Scusi, Presidente Conte, ma quella che ha raccontato Marianna è la posizione di Netanyahu e di Trump, due stati che in questo momento usano ovviamente in Palestina la logica delle armi, della forza e impongono però un'unica soluzione. Ma esiste, al di là, diciamo, di petizioni morali, la possibilità di avere una soluzione patrocinata da organismi internazionali che riporti qualunque tipo di intervento di stati per impedire questa condizione dei palestinesi al limite della deportazione? Guardi, in questo momento siamo in un contesto internazionale in cui la politica è pressoché sparita. Politica intendo dire con la P maiuscola, una politica che definisca strategie, una politica che esprime una visione di medio e lungo periodo, una politica che chiami una comunità internazionale a confrontarsi per costruire un nuovo equilibrio mondiale. E la ragione per cui sparita la politica, ovviamente ci sono soltanto governanti che vanno agli interessi dei propri stati, che rivendicano come Trump America First, e noi non siamo capaci di dire Europa First. Noi rispondiamo dicendo sì, America First, come la nostra Meloni. Invece dovrebbe dire, bene, io la penso come te, caro Donald, Italia First, se tu fossi al mio posto diresti la stessa cosa. Quindi non c'è neppure la possibilità di contrapporre un minimo di dignità per difendere gli interessi per cui si sta in un ruolo e si sta a capo di uno Stato sovrano. È difficile, l'ONU è da tempo in crisi, i progetti di riforma non vanno avanti, occorrono dei governanti, occorre una politica che finalmente si riappropri della responsabilità di costruire percorsi di dialogo, percorsi di orizzonti di reale sicurezza, che non può essere perseguita con i piani di riarmo, non può essere perseguita con un piano di riarmo di 800 miliardi in Europa, non può essere perseguita con un piano che nell'ambito della NATO addirittura ci fa balzare a triplicare la spesa in armi sino al 5% del PIL dei rispettivi Stati membri. Non ci porterà da nessuna parte. Questa qui è semplicemente la certificazione dell'incapacità della politica di costruire qualcosa. E allora che facciamo? Cerchiamo di buttare soldi in armi. Tra l'altro senza un progetto di difesa comune europea. Questo è il più grande problema. Le propongo però una lettura alternativa, perché appunto l'impegno a raggiungere il 5% del PIL in spese in armi è stato in qualche modo affiancato all'altro dossier che ci sta tenendo tutti col fiato sospeso, che è quello sulla quantificazione dei dazi che Trump farà per l'Europa. E allora Giorgia Meloni le ha messe insieme così le due cose, che in qualche modo risponde alla sua lettura. Quello che ho detto al vertice della NATO: è ovvio che il tema di un comune rafforzamento della difesa occidentale e il tema di rafforzare i nostri rapporti commerciali sono due facce della stessa medaglia. La mia idea è che il fatto che l'Europa abbia deciso di farsi maggiormente carico della propria sicurezza possa anche facilitare il raggiungimento di un accordo di buonsenso sui dazi. È win-win per l'Europa o per Trump il fatto che l'Europa si fa carico della propria sicurezza in cambio magari di una percentuale minore dei dazi? Guardi, qui non stiamo facendo un negoziato. Beh, la sì. logica della nostra Presidente del Consiglio Meloni è la logica della resa. Perché il negoziato tu lo fai
dove ovviamente a ogni passaggio chiedi ovviamente qualcosa in contrapposizione e difendi i tuoi interessi. Ma l'abbiamo visto quando è andata a Washington. A Washington, guardi, è stato veramente significativo. Cioè, io ho avuto a che fare con Trump, però non è mai successo che sono andato da Trump, sono andato per chiedere, proprio perché siamo tradizionalmente un alleato minore e tu chiedi all'alleato maggiore un aiuto, non vai a prostrarti e a offrire tutto quello che hai, che è già poco, giusto? Allora lei è andata a Washington e ha detto assolutamente se n'è tornata con promesse di acquisto di gas americano che costa 3-4 volte di più quello che troviamo altrove e in più con promesse di acquisto in armi, addirittura la minimum tax, quella globale per i miliardari del web. Cosa ha portato in cambio? Nulla. Ha detto semplicemente c'è la possibilità che io faccia da pontiera e forse Trump verrà in visita. La visita non l'ha fatta ancora a Roma, non è venuto in Italia e questo ponte è crollato. Però poi magari sui dazi finisce come auspica Meloni, che ci tratta meglio di quanto abbia trattato per esempio il Sudafrica di Massa. Ma noi i dazi stiamo già pagando, perché se lei dice che l'Italia metterà 445 miliardi nei prossimi 10 anni, miliardi che non abbiamo, per rispettare questi... A debito. Ho capito, ma dovremo aumentare le tasse come stanno già facendo e dovremo tagliare welfare, sanità, scuola e istruzione. Quindi avremo una distruzione sociale. E gli italiani, attenzione, già oggi, ma lo dice il Tempo, il loro giornale, il loro bollettino, i loro trombiettieri, un italiano su 2 non va in vacanza quest'anno. Cioè abbiamo una situazione... Lo sa cosa dicono quelli di Fratelli d'Italia? Hanno fatto un post, hanno festeggiato, hanno detto Conte forse sta, lo dico alla romana, rosicando perché la Meloni è stata così brava che ha battuto il suo record di durata del suo governo. C'era una sfida e lei si è sentito sfidato. Guardi il post, hanno fatto proprio addirittura la classifica. Ma guardi, solo... Sì, sto vedendo, diciamo, la classifica, ma solo dei personaggi in cerca di autore possono costruire la politica in questo modo. Hanno sorpassato Perché? Giuseppe Conte, sono ossessionati dalla mia presenza. Ma voglio dire, ma secondo voi cos'è importante? Agli italiani che ci ascoltano a casa interessa che ha stabilito il record di durata o che cosa hai fatto durante il tuo governo? Io, con tutto il rispetto, col mio governo abbiamo introdotto l'assegno unico per le famiglie. Loro hanno aumentato l'IVA sui pannolini, i prodotti di prima infanzia, sulle accise. Adesso li abbiamo fermati, li stavano aumentando sui pedaggi autostradali. Io ho introdotto il reddito di cittadinanza perché ho ritenuto che se le persone muoiono di fame con il Movimento 5 Stelle non potevamo lasciarle morire di fame. Loro hanno aumentato il reddito dei ministri e dei sottosegretari. Io ho portato 209 miliardi che loro stanno sprecando per scuole, istruzione, eccetera. Loro invece appunto 445 miliardi nei prossimi 10 anni per le armi, distruggendo lo Stato sociale. Noi abbiamo introdotto transizione 4.0 per le imprese, per migliorare la competitività. Loro hanno sotterrato questa misura che funzionava. Sia sincero, avrebbe trovato da sotto Premier... scartoffie Avrebbe trovato da Premier la forza di dire di no a Trump. Mica è facile, lo ammetta. Ma io l'ho detto no. Io l'ho detto, signori, io ho detto no a Trump quando gli ho detto guarda posso arrivare al 2%, dall'1,2 posso arrivare all'1,4, ma per 1 miliardo che ho messo nelle armi in più per migliorare la nostra difesa, io ho messo 12 miliardi per la sanità, ho messo 8 miliardi e mezzo per la scuola, non vado a distruggere la spesa sociale, ma ho detto no io ho detto no all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi, dove nel 2021 per la prima volta abbiamo bloccato le armi per lo Yemen e qui invece non riusciamo a dir no e non riusciamo a condannare una condotta criminale di Netanyahu. Signori, le cose le abbiamo fatte, la storia parla, poi se vogliamo entrare nella polemica politica, però ripeto, loro si possono vantare della durata, ma gli italiani non sono contenti perché abbiamo i salari veramente più bassi in Europa, non hanno voluto neppure il salario minimo, la sanità è totalmente disastrata, le lunghe liste d'attesa. Però gli italiani, lei dice, non sono contenti. I sondaggi dicono che Giorgia Meloni, a distanza di quasi 3 anni dall'inizio del suo governo, non ha risentito minimamente nelle intenzioni di voto e nel gradimento personale. Questo è un tema che le metto insieme a un'altra cosa. Lei ha citato 2 temi, uno è il Medio Oriente
importante, l'altro è la questione del riarmo. Sono due temi che nel campo del centrosinistra la vedono insomma, sulle stesse posizioni sostanzialmente della segretaria Schlein, però ci sono altri temi su cui invece vi dividete. E allora noi siamo andati con Ludovica Ciriello alla Festa dell'Unità di Roma e abbiamo chiesto alla base del PD di farle delle domande. A me? Sì, su questa alleanza con il PD e i partiti del centro-sinistra. Vediamo cosa hanno risposto a Ludovica Ciriello e poi risponde Conte. Una domanda per il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Sei disponibile a collaborare con il PD senza fare il presidente del Consiglio? Quando è finito il discorso delle armi, che altro c'ha da dire? Intanto perché non è qui forse. Vogliamo stare insieme anche se poi Calenda ce lo perdiamo, io mi potrei sacrificare. È disposto a fare l'unità contro le destre con il Partito Democratico oppure continuare a cincischiare per avere un voto più o un voto in meno? Ora che ci sono state le aperture poi ritirate per lo Iuscole, il Movimento 5 Stelle come intenderà porsi? Ce la fai ad essere affidabile come lo sono i compagni di AVS? Punto di domanda. La domanda è questa: cerca di trovare un po' di unità, perché qui con la Meloni non si può andare avanti. Basta. La saggezza romana. Allora, le rimettiamo in fila? Provo a rispondere un po' Sono fatte con affetto, ma anche con... Sì, no, ma anche è giusto, ci mancherebbe che l'elettorato, gli attivisti del PD mi facciano domande e non ho difficoltà a rispondere pubblicamente. Allora vorrei però dire a tutti gli elettori del PD: guardate, al di là di quello che leggete su di me e sul Movimento 5 Stelle, noi siamo di grandissima generosità, perché in tutto il territorio nazionale, quando andiamo in coalizione, non chiediamo quasi mai la leadership e la guida della coalizione sui territori. Quindi starebbe in coalizione anche senza fare il Presidente del Consiglio, rispondendo alla prima domanda? Assolutamente sì, assolutamente sì. Un Presidente del Consiglio dovrà essere scelto sulla base delle capacità, sulla base della competenza, sulla base della possibilità di portare avanti un progetto, eccetera. Non è questione che se il Movimento 5 Stelle non esprimerà il Presidente del Consiglio non potrà andare in coalizione. Certo, non stiamo dicendo che oggi lo decidiamo, sarà un discorso serio. Ma il metodo del centrodestra non è un metodo efficace. Però scusate, chi prende più voti fa il Presidente del Consiglio. Volevo solo finire, quindi rispondo a tutto il mondo del PD. Noi siamo assolutamente disponibili, come lo siamo sempre stati, e molto spesso addirittura sono tutti sindaci del PD. Ditemi i sindaci del Movimento 5 Stelle, diteci i governatori. È successo, abbiamo fatto un bellissimo progetto in Sardegna, ma insomma è un'eccezione rispetto a un contesto completamente diverso. Quindi il fatto che il Movimento 5 Stelle voglia... Noi certo condizioniamo, tra virgolette, perché per noi l'etica pubblica è fondamentale, non avremmo mai abolito l'abuso d'ufficio, per esempio. Per noi i presidi anticorruzione sono importanti, per noi è importante perché il movimento è nato per l'etica pubblica. Ma questo è chiarissimo. Non è soltanto una questione di riarmo, come diceva il signore. Noi siamo per il salario minimo, noi ci siamo da sempre, siamo contenti che il PD si sia convinto finalmente, anche il PD di recente, ad appoggiare la battaglia sul salario minimo e così via su tantissimi temi. Sulla sanità, io mi permetto di dire al PD: guardate, sento spesso dire che bisogna aumentare la spesa e gli investimenti per la sanità. È verissimo, però se dobbiamo governare ci dobbiamo mettere intorno a un tavolo. Ci sono sprechi e inefficienze. Se oggi noi buttassimo 20 miliardi in più, ve lo dico da ex Presidente del Consiglio, rischiamo di non vedere nessuna messa a terra. Abbiamo delle liste lunghissime, delle file lunghissime per le liste d'attesa. Il pronto soccorso ormai stanno scoppiando e questo governo sta facendo nulla, ha fatto dei decretini ridicoli di cui non si vede nessun esito. Però non basta mettere soldi, dobbiamo contrastare sprechi e inefficienze, e lo dico pure a quegli attivisti del PD: fate con noi la battaglia, buttiamo fuori la politica dai presidi sanitari. Ma magari sono d'accordo, però voglio farle vedere due tabelle che contengono una domanda importante ora. Tutto quello che le ho detto è giusto ed è il posizionamento legittimo di ogni partito. Ma guardi la prima, queste sono le regioni in cui si vota, è l'ossatura di mezza Italia: Campania, Marche, Puglia, Toscana, Val d'Aosta e Veneto, e lei lo sa. Ma poi guardi questo altro cartello, il Campolargo, come è andato alle elezioni regionali. Ebbene, quando siete stati divisi avete avuto 8 sconfitte e una vittoria, che è proprio quella che le ricordava in Sardegna.
Quando siete stati uniti avete avuto 2 vittorie e una sconfitta. Quindi voglio dire, oggi, con questo passaggio che è praticamente l'anticamera delle elezioni, lei si sente di dire, di fronte a questi dati, in fondo siamo già uniti, l'alleanza c'è e andremo ovunque in queste regioni uniti? Ma noi ogni giorno noi lavoriamo per favorire l'unione. Lasciate stare i giornali, eccetera. Noi ogni giorno, il Movimento 5 Stelle lavora seriamente. Per esempio adesso nelle Marche abbiamo già laureato, tra virgolette, come candidato della coalizione Ricci. Ma in campagna sarete tutti uniti? Ma io non ho chiesto in cambio nulla. Cioè abbiamo fatto una decina di assemblee di tutti gli eletti per cercare di capire qual era il programma migliore, per dare un contributo al programma e decidere qual era il candidato. L'abbiamo accettato. Io non ho chiamato Schlein. Guarda, se per noi, se ti dico Ricci sì, mi devi dire in Campania, eccetera, eccetera. Noi queste cose non le facciamo, perché noi per ogni progetto vediamo qual è, per ogni territorio vediamo qual è il progetto migliore, la coalizione migliore, e vogliamo però, scusi, candidati. La Campania è la regione dove siete più forti. Avete eletto anche 4 mandati diretti, non ci sarebbe niente di male se lei dicesse il candidato qui può essere nostro rispetto a noi. Si parla di 2 candidati dei 5 Stelle. Ma io credo uno che è Fico e l'altro è Costa. Credo che sia anche legittimo per il Movimento 5 Stelle in Campania rivendicare la possibilità anche di guidare la regione. Ma non sto condizionando, stavo dicendo, sto detto un'altra cosa. Capito. Non è il do ut des. Non ho condizionato un do ut des, perché la politica così noi non la facciamo bene, mai. Ma l'accordo Tanto c'è. è vero, ripeto, Ricci attualmente è già il candidato delle Marche, senza nulla chiedere in cambio, punto. E in queste regioni adesso passiamo, anche l'accordo perché devono ci sarà. essere, guardi, i territori, non deve essere Conte da Roma a rivendicare e intervenire sul territorio. Ma qualcosa conterà Conte su... Ci mancherebbe, io seguo questi dossier quotidianamente, ma sarebbe sbagliato che Conte si chiude con Schlein e decide il candidato a tavolino da Roma. Noi sentiamo sempre, continuamente, le nostre assemblee, ma non dei coordinatori o dei parlamentari eletti del territorio, degli iscritti, e spesso le apriamo anche agli esterni. La porto invece su un voto più imminente, quello di giovedì al Parlamento europeo sulla mozione di sfiducia che l'estrema destra europea, il CR, ha presentato nei confronti di Ursula von der Leyen per la questione Pfizer, l'acquisto dei vaccini durante la pandemia. Vediamo cosa ha detto la Presidente von der Leyen e poi andiamo da Giuseppe Conte. Siamo entrati in un'epoca di lotta tra democrazia e illiberalismo. Si tratta di movimenti alimentati da teorie del complotto, dai Novax ai sostenitori di Putin. E basta guardare alcuni dei firmatari di questa mozione per capire cosa intendo. Ursula von der Leyen si difende così dalla mozione di sfiducia contro di lei che si sta discutendo in queste ore al Parlamento europeo. È la prima volta, dopo più di 10 anni, che una mozione del genere arriva al voto. Le contestano la scarsa trasparenza nella contrattazione per ottenere i vaccini anti-Covid. In piena emergenza per i ritardi di AstraZeneca, infatti, la Presidente della Commissione aveva anche telefonato e scambiato messaggi con l'amministratore delegato di Pfizer per accelerare le consegne delle dosi di vaccino. Abbiamo trovato un accordo con Pfizer per estendere il contratto. Questo ci permetterà di raddoppiare le dosi del vaccino Pfizer. Il New York Times ha chiesto di poter leggere i messaggi, ma la Commissione ha rifiutato. Lo scorso maggio, però, il Tribunale dell'Unione Europea ha dato ragione al giornale statunitense. Quando la maggior parte di noi soffriva durante il periodo del Covid, alcune persone hanno sfruttato quella crisi per arricchirsi. Come disse Churchill, questo è l'inizio della fine. Lui è Georg Piperea, europarlamentare di ICR, membro del partito di estrema destra romeno AUR. È il promotore della mozione di sfiducia che si voterà giovedì contro von der Leyen, sottoscritta da 76 eurodeputati. Non c'erano segreti, né clausole nascoste, né obblighi di acquisto per gli Stati membri. Qualsiasi affermazione secondo cui uno Stato membro non fosse a conoscenza dei contratti, dei prezzi o delle quantità è disonesta. In realtà, chiamiamola con il suo nome, è semplicemente una menzogna. Non possiamo permettere agli estremisti di riscrivere la storia. Presidente, lei era a Palazzo Chigi durante la pandemia, ha gestito quell'emergenza, ma giovedì
a Bruxelles, insomma, al Parlamento europeo, il suo gruppo voterà contro Ursula von der Leyen, cioè a favore della mozione di ECR. Perché? Guardate, noi... Cioè, se c'è uno che può capire la von der Leyen, diciamo... No, attenzione, noi abbiamo fatto una campagna elettorale europea chiarissima. Abbiamo detto quali erano gli obiettivi, abbiamo detto che i nostri europarlamentari sarebbero stati costruttori di pace e avrebbero votato sempre conseguentemente. Questa commissione è partita completamente col piede sbagliato, ha cancellato tutta la transizione verde, il Green Deal che aveva caratterizzato la commissione von der Leyen 1, e invece addirittura è diventata non solo guerrafondaia, ma addirittura ci ha presentato un piano di col disastro che abbiamo... Questo è un voto sul Pfizer-Gate, non su E per quanto riguarda Europe, la gestione della pandemia, ma figuratevi se noi con i nostri principi non siamo per la trasparenza. Ora, il cortocircuito, mi permetta, è nel centrodestra, perché, attenzione, ICR è il gruppo europeo di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia voterà contro questa mozione, mentre la Lega ha preannunciato che voterà a favore, quindi entreranno in cortocircuito da di loro. Noi all'inizio il voto, la fiducia alla von der Leyen non l'abbiamo data, e oggi, non avendo nulla a che fare con questa destra, votiamo coerentemente la sfiducia anche oggi. Non l'abbiamo data all'inizio e non la diamo oggi, punto, in piena coerenza. Però come ha detto von der Leyen in quell'intervento, quei contratti sono stati condivisi con i capi di tutti i governi, quindi compreso lei, che proprio il suo gruppo voti contro. Ascolti, io ho gestito la pandemia. E i vaccini Commissione Covid, grazie. Chiunque mi chiede, io sono a disposizione. Perché quando gestisci la res pubblica non devi ostentare trasparenza? La trasparenza è garanzia di processi democratici e della giusta allocazione delle risorse pubbliche. E non ci fu trasparenza su quei contratti, come evidentemente, evidentemente con voi, perché, con voi. Ma le carte non ce l'ho io, le carte le hanno chieste perché non le danno. In ogni caso, ripeto, si tratta di sfiducia a una commissione che non ha mai avuto la nostra fiducia sin dall'inizio. Allora, oggi alla Corte Costituzionale c'è stata un'udienza pubblica sulla norma che vieta l'eutanasia, anzi tecnicamente viene chiamato omicidio del consenziente. Senza entrare nelle questioni tecniche, per lei il suicidio assistito, abbiamo avuto tanti casi clamorosi che abbiamo anche raccontato, persone terminali, impossibilitati a muoversi, è un diritto o no? Qui non si riesce neanche a attuare nelle regioni quello che la Corte Costituzionale ha sancito come un diritto inalienabile dei malati. Io credo che la Corte Costituzionale abbia definito, in una materia molto controversa, che suscita ovviamente reazioni e trova sensibilità diverse, un perimetro, diciamo, molto lineare e minimale. E io credo che il Parlamento faccia assolutamente bene ad adottare un provvedimento sul fine vita che scacci via la possibilità di un accanimento terapeutico e offre la possibilità, anche in condizioni ovviamente irreversibili, di poter avere una fine dignitosa. Se ci attenessimo, come stanno facendo e come abbiamo proposto, a questo perimetro definito dalla Corte Costituzionale, secondo me sarebbe cosa buona e giusta e doverosa. La Corte Costituzionale però prevede anche che la procedura sia in capo al Servizio Sanitario Nazionale, che invece nella proposta di legge che è in commissione in questo momento noi contestiamo, viene e noi contestiamo questo, perciò dicevo, se è un diritto lo paga lo Stato. Atteniamoci a quello che è il perimetro della Corte Costituzionale. Il fatto invece di privatizzare questo aspetto significa ovviamente che non offriamo a tutti in modo chiaro e trasparente questa possibilità. Bene, mi sembra che abbiamo toccato tanti temi, ne terrei un ultimo. Le aveva chiesto Marianna, ma lei forse per contatto e risposta che abbiamo dato non ha risposto direttamente a quello. Le piace il metodo del centrodestra che arriva primo, esprime il candidato Presidente del Consiglio in Parlamento? Io credo che di qui a quando sarà la fine della legislatura mi farete tante volte questa domanda. Ma secondo voi è possibile una trasmissione televisiva? No, ma dico, sarebbe anche serio da parte mia, una trasmissione televisiva decidere chi è il premio, il criterio? No, il metodo. I criteri, ma sono tanti, non ne abbiamo ancora parlato, non ne ho parlato internamente, non ne abbiamo parlato in sede con le altre forze con cui non abbiamo ancora costruito il progetto, il programma. Possiamo parlare del metodo e del modo di designare un premio? Ma non è un po' tardi, cioè manca poco.
costruire il progetto e il programma. Ma guardi che non sono le regionali, Lo so, ma stiamo parlando delle politiche. E vogliamo mandare un candidato premier in 3 mesi. Noi guardi, per quanto riguarda Prodi partì nel 95, lei se lo ricorda bene, partì nel 95 e le elezioni ci furono nel 96. Ma non è importante, è importante arrivare. Per quanto riguarda come ci arrivi e come governi, perché attenzione, poi il vero tema, e qui tutti quanti a dire bisogna vincere con un progetto serio, solido, con candidati, con compagni affidabili, in modo che non ti sfaldi il giorno dopo. E questo è molto importante. Renzi ha detto uniamoci tutti quelli che si oppongono alla Meloni. Le piace sì o no? Renzi fa i suoi interessi ed è giusto che li faccia. Lei ha parlato di trasparenza, c'è un dossier, un tema su cui c'è pochissima trasparenza in questo momento, che è il caso Paragon, no? L'uso di questo spyware israeliano sui telefoni di attivisti e giornalisti. Attivisti peraltro che, come è emerso, erano già sotto controllo durante il suo governo con intercettazioni telefoniche. Matteo Renzi qui da noi ha detto, rispondendo alle nostre domande, cioè perché ne parla solo Renzi sostanzialmente, perché ne parla continuamente ovunque, ci siamo chiesti perché ne parlasse solo lui e lui ha risposto così come vediamo ora in questa... È un fatto gravissimo, non parlano per paura. Sostiene il senatore Renzi che ci sia del timore da parte degli altri membri delle opposizioni nel cavalcare questa cosa che potrebbe essere di grande imbarazzo per il governo. Perché voi ne parlate così poco? Beh, il senatore Renzi un po' poi, sapete, si specchia facilmente, quindi ha trascurato che io ho fatto interviste addirittura col direttore di Fanpage, che sono state pubblicate più di un'intervista. Sono stato intervistato anche da Report su questo, io ne ho parlato diverse volte e sono rimasto anche sorpreso del fatto che poi sia aggiunto anche, spiato con questo spyware di Paragon, si è aggiunto anche il direttore di Dagospia, D'Agostino. E francamente lo dico anche da cittadino prima che da politico, ho fatto un po' di connessioni. Ma come mai con questo spyware che è particolarmente invasivo, perché addirittura con Paragon si riescono a carpire con questo meccanismo file, video, tutto, anche intercettazioni ambientali, quindi è particolarmente invasivo, non stiamo parlando di intercettazioni tradizionali, preventive, eccetera. Come mai ci ritroviamo con il direttore di Fanpage che ha condotto un'intervista e delle inchieste sulla gioventù meloniana, ha scritto un libro sulle connessioni dell'estrema destra e il continente nero. Faccio pubblicità perché è un bel libro, è una inchiesta importante sull'estrema destra in Europa. Come mai il direttore di Dagospia, che ovviamente quando deve dire, al di là di un coro... È un sito fortemente antigovernativo, allora tiro la somma. No. Lei vuole dire che è il governo dietro queste... Ma io dico, il governo dovrebbe avere l'esigenza di chiarire, indagare e capire perché. Ma lei perché indagò a casa... Cioè, non indagò, è una sintesi troppo estrema, perché autorizzò le intercettazioni preventive su Casarini e Mediterraneo all'epoca? Casarini, attenzione, lo chiariamo, non c'entra nulla a che vedere con lo spyware di Paragon. L'abbiamo detto prima, assolutamente, sono intercettazioni telefoniche. tradizionali telefoniche. Ricorderà, nel 2019 c'era stata anche un'inchiesta della Procura e si diceva appunto, c'era addirittura una fattispecie penale di reato o un'ipotesi. A quel punto lì, a fine anno, dello stesso anno, senta, se addirittura c'è una fattispecie penale, io credo che un Presidente del Consiglio in funzione preventiva debba controllare cosa succede. Ma vale per tutte le ipotesi di reato? Non credo. Non credo che valga per tutte le ipotesi di reato. No, ma è in funzione preventiva per garantire la sicurezza. Quindi se addirittura c'è un'ipotesi di reato su cui sta indagando in funzione, tra virgolette, repressiva la magistratura, credo che chi sia alla guida dell'intelligence debba agire addirittura preventivamente. Per chiarire che cosa c'è. L'ho fatto con autorizzazione su richiesta dei servizi, controfirmata dalla Corte d'Appello, intercettazioni tradizionali, stiamo parlando di tutt'altra cosa. Però le faccio una domanda flash. Un paio d'anni fa Luigi Di Maio mi ammise in un'intervista con me di essersi pentito di aver definito le ONG taxi del mare. Lei è pentito di aver cavalcato quell'ondata di criminalizzazione? Io non mi sono mai pentito perché taxi del mare è un'espressione allora, mettiamola così, la criminalizzazione delle ONG. Però scusi, mi permetta di rispondere. Io in 3 anni di governo, a me non mi ha mai sentito parlare di taxi del mare. In 3 anni di governo a me mi avrà sentito parlare, se ha avuto la bontà di seguirmi,
Ogni volta Di che ho decreti parlato di sicurezza. immigrazione ho parlato sempre, ho messo prima i diritti fondamentali della persona. Mi permetta che 40 anni di pagine scritte nero su bianco sui diritti fondamentali delle persone hanno avuto un qualche Quindi è effetto. in dissenso con i suoi ministri? Cioè, Di Maio, governava sì. lei ma decidevano i suoi ministri, non è una per un quanto grande riguarda Di immagine. Maio, Taxi Mario una sua espressione non l'attribuisco a me. Salvini chiudeva i porti, Per quanto Toninelli riguarda chiudeva i Salvini porti. non mi avrà mai sentito neppure parlare di porti chiusi, perché mentre lui dichiarava porti chiusi, io lavoravo alla redistribuzione. Quella propaganda a me non mi No, appartiene. però viene fuori Poi un'immagine di lei che ho- subisce le azioni dei suoi ministri, non è bellissimo, Ma diciamo, guardi, però continua prendiamo a atto. pensarla, la sua opinione No, la no, rispetto. deduco. Mi può attribuire, guardi, i fatti. Le sue opinioni, per carità, mi per carità, permetta di non sono essere fatti. d'accordo. Per quanto riguarda i fatti, io ho sottoscritto i famosi decreti di sicurezza, su cui tutti quanti mi hanno contestato, eccetera. Ho spiegato che il decreto sicurezza, nella bozza originale che mi è stata portata da Salvini, era assolutamente una cosa Però oscena. poi ci avete messo un anno L'abbiamo con Conte 2 a cambiarli. rimodificato nel Un anno Conte dopo. 2, quando ho avuto la possibilità di farlo, l'abbiamo modificato. Mi assumo la responsabilità di quello che ho fatto, ma non delle opinioni che non sono le mie, la prego. No, per carità, Grazie. io sui fatti le Grazie. chiedevo Bene. conto, non sulle opinioni. È stata Ora c'è il una break però. puntata effervescente. C'è il break, quindi salutiamo e ringraziamo il Presidente Conte di essere stato con noi. Grazie. Grazie.